Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una via, ma anche a una fermata della metro, che qualche anno fa era anche uno dei capolinea della linea rossa. Inganni. Angelo Inganni nasce a Brescia nel 1807. Il giovane Angelo viene avviato alla pittura dal padre. Insieme al fratello Francesco inizia a lavorare a dipinti a soggetto sacro, commissionati al padre e destinati a chiese della campagna bresciana. Nel 1827 è chiamato alle armi, svolge il servizio nel battaglione cacciatore Milano e nei momenti di libertà dipinge vedute con caserme. È notato niente poco di meno che dal maresciallo Radetzky, che gli chiede un ritratto. Soddisfatto dell'opera, Radetzky lo dispensa dal servizio militare e fa in modo che si possa iscrivere all'Accademia di Brera, dove il nostro Angelo si forma sotto la guida di Giovanni Migliara e di Francesco Hayez. Espone alle mostre annuali dell'Accademia i suoi paesaggi, apre un atelier a Milano, in via San Marco, e in breve tempo diviene uno dei vedutisti più noti del XIX secolo. Le committenze gli arrivano dalla nobiltà e dalla borghesia del Lombardo-Veneto, ma anche da Vienna. I suoi panorami sono realistiche vedute di cittadine lombarde, con belle prospettive e molte figure, soprattutto popolani, rappresentati come macchiette nelle loro occupazioni quotidiane. Possiede un occhio attento ai particolari e una mano felice, e soprattutto è veloce nel dipingere. Le sue tele sono anche una documentazione visiva della Milano del suo tempo. Nella sua attenzione alla realtà sa cogliere anche luminosità notturne, giornate gelide invernali e scene della strada. Nel 1845 inizia ad affrescare la chiesa di San Marco a Milano e più tardi la cupola di San Carlo al Corso, sempre a Milano, un lavoro che concluderà questo nel 1865. Rimasto vedovo dalla prima moglie, si trasferisce a Gussago e si sposa con una sua allieva. Nel 1853 prende parte a un'esposizione a Parigi e è nuovamente presente a mostre milanesi nel 1874 con le sue vedute di Milano e di Brescia. 2 mesi prima di morire scrive un'autobiografia, soprattutto per difendersi dall'accusa di avere troppe simpatie per l'Austria. Muore a Gussago mentre sta lavorando a un dipinto per un monumento dedicato proprio alle 5 giornate di Milano.